Ciao ragazzi, benvenuti a Bovolone, un paese di 16.000 anime che ha legato la sua crescita, soprattutto nel secondo dopoguerra, al mondo dell'artigianato, del legno in particolare. Infatti Bovolone è considerata una delle capitali nella produzione del mobile in stile. L'eredità economica però arriva sempre dall'agricoltura, alla quale si sta tornando, anche se non è mai venuta meno, come ci spiega adesso il sindaco Emiliano Milano. L'agricoltura, essendo da sempre Bovolone stato un paese agricolo, è stata quella che comunque non ha mai visto le stalle e le stelle, è stata un'attività che comunque ha dato sempre una continuità. Si è specializzata nel tempo e in questo momento direi che è una delle economie più importanti del paese. Pertanto io credo che si può ripartire anche da qua, ovviamente con l'aiuto delle istituzioni, con le infrastrutture, qualcosa che porti anche in queste nostre zone della pianura media veronese quelle possibilità di sviluppo. Pertanto io credo molto nei bovolonesi che possano riacquistare quell'economia che gli spetta, perché ne hanno comunque il diritto. La chiesa di San Giovanni in Campagna, più conosciuta come San Zuane o Pieve di San Giovanni Decollato, è uno degli edifici sacri più rappresentativi di Bovolone e anticamente anche un centro di grande importanza, perché attorno a questa pieve gravitava la popolazione non soltanto di Bovolone, ma anche di Concamarise, di Salizzole, di Bionde di Visegna. Insomma, un'importanza che è sempre stata rilevante per questo territorio, non soltanto per una questione di fede, ma anche per la socialità che riusciva a convogliare attorno a sé. E ancora oggi questa chiesa è molto cara ai bovolonesi e non solo, per la verità, perché sono tante le famiglie che nascono qui, perché sono tante le coppie che qui decidono di venire a sposarsi. Ma Bovolone non è soltanto agricoltura ed artigianato, c'è uno sviluppo importante soprattutto nel settore terziario e da lì forse che può partire una nuova scommessa per guardare al futuro con speranza. Secondo me Bovolone deve ripartire dalla voglia di noi bovolonesi di continuare sulla strada che negli anni abbiamo sempre scelto, quella di credere nel futuro, quella di investire nelle nostre attività, quella di voler ampliare anche il nostro bacino. Infatti Bovolone è diventata un punto di riferimento per la media pianura veronese e penso che ce la faremo.